Lo avevamo annunciato prima, adesso siamo nell'angolo delle specialità enogastronomiche e siamo precisamente nel ristorante Saziba che si trova appunto a Cabras con Antonio che è lo chef per parlare di due particolarità di Cabras che sono Sa Merca o Mreca, poi mi dirai bene come si pronuncia, e Sa Burrida. Allora Antonio, come si preparano queste specialità? Allora, Sa Merca è un piatto molto antico, si prepara, è del muggine, pescato nella laguna di Cabras, e si lessa con l'acqua, con molto sale per la conservazione, cioè il sale si usa per conservare e per farla durare a lungo. È un sistema di Quanto cottura... sale per quanta acqua? Ma circa 200-300 grammi di sale in un litro di acqua. Benissimo, facciamo vedere proprio come si mette a bollire il muggine. Okay. Allora, c'è una tradizione, vero, rispetto a questo piatto? Sì, c'è una tradizione, un piatto molto antico, si usava quando i pescatori dovevano uscire per andare a pesca, dovevano stare fuori un po' di giorni. Sì. Allora, cosa succedeva? Per mangiare si preparava samrecca, cioè sì, la merca, che la portavano per 4, 5, 6 giorni e veniva lessato con molto sale appunto per conservarla più a lungo possibile. Infatti il sale, scusa, è un conservante, certo, quindi serviva per conservarla. Per più giorni doveva essere conservata e maggiore era la quantità di sale. Esattamente, vero? Più giorni doveva rimanere, più sale bisognava mettere. Benissimo, cosa succedeva però? Per mantenere questo pesce umido sì, esatto, si utilizzava questa, vero? Sì, il saziba è un'erba palustre che cresce vicino allo stagno. Sì. Serve, contrariamente a come molti pensano, non a insaporire ma a conservare, a tenere umido il pesce per più giorni. Anche perché inodore e insapore. È assolutamente inodore e insapore, di conseguenza non altera neanche il gusto del muggine, una volta conservato di dentro per diversi giorni, insomma. Benissimo, quindi poi cosa succedeva? Che il pesce veniva avvolto in questa erba. Esatto, veniva lessato. Lo possiamo far vedere? Sì, certamente. Allora, adesso il pesce è praticamente pronto. Sì. E possiamo scolarlo. Vanno bene anche questi, giusto sì, per sì, dare sì, un esempio. Sì. Ok, allora, veniva scolato, poi veniva appoggiato saziba, sì, proprio intanto un po' per asciugare, poi una volta è per freddarsi. Una volta freddato si mette così, poi si mette sopra un altro esatto, così, a chiudere. Ah, ecco. Dopodiché con lo spago, sì, adesso non lo faccio perché... Si fa una sorta di... Sì, una sorta di bauletto, ecco, si dovrebbe stringere qua, non tanto... Era un po' ingombrante da portare o no? No, perché poi si tagliava, chiaramente, una volta stretto con la cordicella, rimane abbastanza perfetto, quindi questa piccolo. È proprio una poi, tradizione antica dei pescatori. Sì, esatto, è molto antica. Parliamo adesso della burrida, come si prepara? La burrida alla cabrarese, in effetti, è... eccolo qui. Allora, si prepara un tritto di... Questa è la razza, si può fare anche col gattuccio, però in questo caso usiamo la razza. Sì. E si prepara un tritto di aglio, peperoncino e cipolla e prezzemolo. Sì. Si fa rosolare, poi si mette del pomodoro pelato, sì, si fa tirare, si fa cuocere un po' di sugo, poi alla fine quando il sugo è praticamente quasi pronto si aggiunge l'aceto. Ah, ecco. L'aceto perché dà un gusto molto forte. E poi a Cabras non si può non parlare di bottarga, eccola qui, in splendida forma. Antonio, qual è il modo migliore per gustarla secondo te? Il modo migliore per gustarla è mangiarla così, affettata, con un po' di olio extravergine d'oliva sopra e basta, semplicemente, senza... Poi ci si possono mettere dei carciofi freschi, quando è il periodo dei carciofi, del sedano tagliato sottile, ma fondamentalmente... È il suo gusto che conta. Con l'olio extravergine, sì, anche perché è un gusto deciso, quindi non ha bisogno di molto...